17 comuni della Pedemontana del Brenta, capofila Bassano del Grappa nel Vicentino, sono pronti ad essere promossi in maniera unitaria, sfruttando un nuovo strumento di marketing territoriale, il marchio d'area Territori del Brenta. Il progetto, che è stato presentato di recente proprio a Bassano, nasce nel 2012 in risposta alla chiamata animata dalla Regione Veneto con l'istituzione del nuovo tematismo turistico Pedemontana Collina Veneta. Come si era detto qualche anno fa, quando abbiamo iniziato a parlare di Pedemontana, c'era bisogno che il territorio rispondesse e che capisse quanto importante è favorire la crescita appunto di questo settore. E questo intervento in marchio d'area va a raccogliere quelli che sono i dettagli di un'area importante come quella del Bassanese, dove possiamo trovare quelle che sono le tipicità di questa zona: storia, cultura, tradizione, paesaggio, ma anche enogastronomia e perché no anche percorsi cicloturistici che sono molto frequentati, visto che siamo all'imbocco con la Valsugana, quindi il collegamento con Trento e il nord Europa è molto facilitato. A breve, grazie anche alla costituzione di uno specifico tavolo di marketing territoriale bassanese, il progetto Marchio d'Area entrerà nella fase dell'operatività. Era un passaggio che io attendevo da molto tempo. Spero che altri territori della Pedemontana imitino queste iniziative in maniera tale che gli sforzi della Regione e la strategia su cui abbiamo basato il nostro lavoro in questi anni cominci ad avere effetto. Adesso siamo pronti, abbiamo fatto una verifica sia a livello provinciale sia a livello regionale. Gentilmente in Regione ci hanno messo a disposizione dei tecnici che hanno valutato il progetto. Ora sappiamo che non solo per quanto riguarda le direttive europee, ma per quanto riguarda la legge 2013, che è importante, siamo assolutamente in linea. Questo territorio in particolare ha delle peculiarità che può proporre sul mercato nazionale e internazionale. Si tratta di organizzarle, sistematizzarle e proporle al turista in forma organizzata. Questa è la chiave di successo, perché le potenzialità ci sono. Indubbiamente si tratta di proporsi al turista in una chiave moderna, in una chiave dinamica, in una chiave che sia soddisfacente delle proprie esigenze. L'obiettivo principale perseguito dal comitato promotore è la costituzione di una regia unitaria delle attività di marketing turistico del territorio, ma ci si aspetta anche la capacità di costituire relazioni proficue con i comprensori vicini. Il marchio d'area, prima di tutto, è un'attività di ricerca che il territorio fa per mirare direttamente alla competitività. Cosa vuol dire? Vuol dire creare prima di tutto rifondare un'identità forte, organizzarla e comunicarla. Tutto questo per noi è assolutamente nuovo per il territorio e il tentativo, un po' la sfida è questa, quella di portare le esperienze del mondo del manufatturiero, del mondo dell'industria, portarlo nel pubblico. A sostenere l'iniziativa sono diversi portatori di interesse, in primis i rappresentanti delle attività commerciali e gli operatori legati alla ristorazione e all'accoglienza. Il turismo deve diventare un asset industriale pieno di emozione a tutti i livelli. Siccome noi abbiamo comunque molta esperienza, perché siamo, come posso dire, il front office a contatto con i clienti, con i turisti, possiamo portare una marea di apporti con i consulenti poi che hanno un'esperienza professionale molto specifica, ma credo che insieme potremo lavorare bene. La cosa importante è portare lavoro, dare identità a questo territorio, trasmettere ai giovani la passione, la voglia di voler bene a questo territorio e di valorizzarlo.